Lei ha lanciato un messaggio di speranza dicendo che bisogna continuare a lavorare in questa direzione perché si vuole creare una nuova società. Come può essere questa nuova società? La nuova società dovrebbe essere poggiata sulla solidarietà. Noi viviamo in una società dove l'individualismo è diventato guerra, è diventato rifiuto, disprezzo, distacco. Se dovesse continuare così questo mondo si sgretola. Se invece riusciamo a capire che c'è da invertire forse la marcia, da mettere una marcia diversa e scopriamo che la solidarietà può essere quella marcia giusta per guardare al futuro, ecco che la migliore risposta è proprio la solidarietà. Lei nel suo intervento ha anche avuto parole di elogio per il personale che si spende in questo senso, svolgendo un lavoro che il Presidente dice più che un lavoro è una missione. Ecco, un pensiero anche a questa gente che lavora per favorire l'integrazione. E per fortuna c'è tanta gente, io penso a Lampedusa, penso agli operatori della forza pubblica, i diversi gruppi di volontariato, è gente che sa mettere a disposizione la loro professionalità, ma il segreto che ha permesso davvero di fare un salto oltre la morte per molti è che molti mettono il cuore. Professionalità e cuore diventa ricchezza. Questi giovani della cooperativa Auxilium credo che meritino veramente tutto il suo apprezzamento così come lo ha dato nel suo discorso. Sì, loro potrebbero dirmi, beh, tu ci conosci ora, è formale e ve lo devi dire perché sei venuto come ospite, ma credo che il grazie più vero è quello che hanno detto gli ospiti e per loro quello diventa la risposta più bella al loro lavoro. Io unisco la mia vocina, ma sono quelle voci che hanno un significato grande.